Primo tassello andato in porto, è arrivato il nuovo allenatore, prende forma la nuova Agragas. Sì, prende forma la nuova Agragas. Ci tenevo a ringraziare innanzitutto il padron Deni, il presidente Galleri, di avermi affidato la conduzione manageriale di questo mostro che si chiama Agragas Calcio. Noi quest'anno, ci tenevo a dirlo, come ha sottolineato più volte il padron Deni, vogliamo andare oltre, ma oltre non significa vincere il campionato, perché ancora la precarietà delle strutture, delle nostre funzionalità sono enormi. Abbiamo questa fortuna di aver ricostruito uno spiraglio importante col Comune, dove finalmente sono arrivati questi fondi per la ristrutturazione dell'Esteneto. Si sta programmando, per quello che mi riguarda, una società solida che abbia un futuro solido, non sia solo un futuro di 12 mesi, ma lungo e lungimirante. Quindi abbiamo il desiderio che i veri tifosi ci stiano vicini e ci accompagnino in questa avventura, che è un'avventura che spero non finisca mai. È una cosa lunga da dire, però diciamo che stiamo costruendo un Agragas che rimanga negli anni e non un Agragas che oggi c'è e domani scompare. Grazie. Direttore Cammarata, Lillo Bonfatto è il nuovo allenatore dell'Agragas, come è arrivata a questa scelta? Ma come ha detto poc'anzi è stata una scelta molto ponderata. Da 15 giorni ho parlato con 4-5 profili di allenatori. Quando abbiamo deciso che dovevamo dare un allenatore all'Agragas, sedendomi con la società e parlando dei profili con la quale abbiamo parlato, 2 o 3 sono pure venuti ad Agrigento, di comune accordo con la proprietà, con il management, abbiamo deciso di virare dritti su Lillo Bonfatto, perché è un allenatore emergente, un allenatore giovane, con tanta voglia di crescere. Sappiamo cosa ci siamo messi dentro, perché bisogna guardare anche l'uomo. Ha già vinto, vincere non è mai facile. Lui ha vinto un campionato di eccellenza che è stato secondo me uno dei campionati più forti degli ultimi anni, dove c'erano 5 squadre attrezzate per vincere e lui è riuscito a vincere. Perciò da questo punto di vista siamo tranquilli e sereni. Poi l'altra sera abbiamo parlato quasi 2 ore io e lui. Mi è piaciuto come intende interpretare il calcio in Agragas, mi sono piaciute le sue idee e perciò questa è stata la decisione giusta secondo me. Adesso testa alla costruzione della nuova squadra. Sì, assolutamente, partiremo dalle riconferme. Logicamente le riconferme sono i matrimoni, si fanno in 2, da soli non si possono fare. Chi avrà il piacere di rimanere in Agragas con questo grande gruppo, noi avremo il piacere di riaccoglierli. Chi non avrà il piacere, gli faremo un grosso in bocca al lupo e andremo a rimpinguare qualora qualcuno non vorrebbe accettare. Sui profili nuovi che devono arrivare ci stiamo già lavorando. Da stamattina lavoreremo insieme al mister per cercare di portare in ritiro la squadra completa almeno all'80%.